Senza un passaggio generazionale organizzato, molte piccole realtà produttive rischiano di disperdere i traguardi che hanno raggiunto in decenni di lavoro e di successi. Questo è lo scenario futuro per l'economia veneta, in particolare trevigiana, perché la soglia di anzianità operativa dei dipendenti sia pubblici che privati a Treviso è seconda solo a Rovigo. E se in Veneto la media d'età dei lavoratori è sui 41 anni, nella Marca si arriva ben oltre i 42, mentre gli over 50 stanno arrivando ad un terzo di tutti gli occupati. Questo perché, secondo i dati degli artigiani di Mestre, i giovani cercano un lavoro all'estero o in aziende di grandi dimensioni, più flessibile e soprattutto meno usurante e ad alta tecnologia. Segnali di un mancato ricambio generazionale che si accentuerà nel tempo, con inevitabili effetti sia sulla produzione, con sempre meno personale attivo sul fronte di lavori pesanti e usuranti come nei cantieri edili, e sulla sicurezza, con più propensione alle malattie o agli incidenti sul lavoro, ma anche sull'innovazione, perché personale più anziano è meno elastico sui continui cambiamenti determinati dal progresso tecnologico. Di converso, non pensare ad una staffetta operativa significa perdere l'esperienza produttiva di una vita. Quando gli operai e gli impiegati lasciano il posto di lavoro per raggiunti limiti di età e non vengono adeguatamente sostituiti, se ne vanno anche le competenze tacite, il saper fare, le conoscenze dei processi e relazioni con clienti e fornitori. È un patrimonio che non appare nei bilanci aziendali, ma incide direttamente sulla competitività dell'impresa. Per il sindacato va cambiato il punto di vista anche sui bilanci delle imprese, da costo economico per forza lavoro a patrimonio aziendale. Cambiare un sistema che oggi prevede che il costo del personale è un costo e invece farlo diventare un patrimonio dell'azienda. Un po' quello che succede nel calcio. Se uno prende Ronaldo in una squadra di calcio e lo mette a bilancio, quello vale molto. Così se prende un bravo ingegnere, se prende un bravo operaio, se prende un bravo manutentore, ecco, passare dal costo alla ricchezza.